Vecchi professori o vecchi presidenti, non importa, siamo qui per svolgere insieme un'iniziativa nei confronti di quelle nuove generazioni nei cui confronti ci sentiamo tutti altamente responsabili e impegnati. Di che si tratta? Nello sforzo per trasformare la Biennale da un soggetto che organizza eventi, anche eclatanti, in un'istituzione che ha una sua capacità progettuale, una capacità di condurre nel tempo progetti culturali, abbiamo sviluppato nel corso degli anni anche iniziative nei confronti dei giovani di due tipologie diverse. La prima nei confronti dei giovani artisti, attraverso un progetto denominato Biennale College, molto complicato, di cui spero avere occasione un giorno di intrattenerci, ma si rivolge, come dicevo, agli artisti che già sono avviati, che già si sono dichiarati artisti e si sono avviati alla realizzazione di opere. Abbiamo in teatro, abbiamo danza, musica, cinema e abbiamo già realizzato numerosi anni e numerosi progetti. Ma da quest'altra parte abbiamo un secondo angolo, un secondo punto di osservazione, un'area di interesse che è quella nei confronti dei giovani di tutte le scuole, di tutti, non gli ancora dichiaratisi artisti, ma semplicemente dichiaratisi giovani che sono a scuola e sono nella fase dell'apprendimento sia dei primi anni che dai primi anni addirittura della scuola degli asilo fino al liceo. In tutte le istituzioni museali, eccetera, hanno tutte più o meno un programma per i ragazzi, ci sono delle guide che portano i giovani a visitare le opere, a giocare con vari materiali intorno alle opere, a discutere, a parlare, insomma è un fenomeno già diffuso. Noi abbiamo approfittato per organizzare qualcosa di piuttosto, ripeto, un progetto abbastanza ambizioso e importante che, come dico, si rivolge agli giovani e ad adulti, ma adesso lasciamo a parte gli adulti. Parlo dei giovani e abbiamo realizzato, la nuova slide, ecco, nel tempo siamo partiti nel 2010, ecco, la Biennale d'Arte del 2017 ha avuto 615.000 visitatori, ma di questi studenti organizzati tramite il meccanismo educational sono stati ben 35.000. Siamo arrivati a 35.000 studenti di ogni parte del Veneto, ma anche Lombardia, dal sud, dall'Austria e quant'altro, di visite organizzate in questo modo. Abbiamo un gruppo di 12-13 persone che sono le nostre guide, che si occupano sistematicamente di questo progetto. Ci rivolgiamo agli insegnanti delle scuole. Riteniamo che la figura dell'insegnante sia il nostro interlocutore primo, non la struttura scolastica, ma l'insegnante, perché l'insegnante solo deve condividere la passione per la cosa e trasmettere ai ragazzi l'interesse e la passione per la cosa. Abbiamo un club di 3.000 insegnanti con i quali corrispondiamo sistematicamente. All'inizio di una mostra ne invitiamo circa 900, vengono in 3 ondate di 300 l'una. Sono intrattenute dal curatore e dalle nostre guide. Gli insegnanti sono formati su che cosa sta per accadere sulla mostra che sta per iniziare, tornano a casa, ne parlano con i loro ragazzi e organizzano con loro nella discussione. Poi noi inviamo anche materiale poi a loro e si prepara così una visita pilotata dall'insegnante, guidata dai nostri assistenti, nella quale un percorso di visita si completa con un momento ludico con riflessioni, giochi intorno a quello che hanno visto e stimolati da ciò che hanno visto. La cosa assume diverse caratteristiche naturalmente dalle scuole primarie piuttosto che licei. E se vedete la fotografia all'inizio, dico, ma che cosa mi dicono spesso, ma cosa porti i ragazzi delle scuole primarie a vedere quelle cose stravaganti della mostra d'arte, cosa possono capire? E dico no, ma non mi interessa che loro capiscano le singole opere, a me interessa che compiano un primo passo della loro formazione, che è la comprensione dello spazio nel quale essi stanno.
qual è la dimensione del loro punto di osservazione, qual è lo spazio nel quale si vivono, qual è lo spazio delle cose che loro appartengono, qual è lo spazio delle cose che possono costituire un diretto riferimento. E la visita alla Biennale è per me, secondo me, è unicamente destinata per questi ragazzi a considerare quel luogo come luogo appartenente fin dall'infanzia al loro, come dire, al mondo delle cose dello spazio che loro appartiene. Naturalmente con il procedere degli anni le cose si fanno un po' complicate, ai liceali viene offerto qualcosa di più particolare, di più stimolante. La cosa si è sviluppata e gli insegnanti sono, devo dirvi, straordinari. È stata per noi una scoperta vedere come questo Paese ha ancora un corpo insegnante incredibile, cioè di una capacità di dedizione. Tenete conto che non hanno possibilità né risorse né spazi per fare attività extracurricolari, che sarebbe invece proprio lo strumento col quale oggi vivificare un'aula, vivificare una classe, soprattutto in un periodo in cui tante persone, tanti ragazzi di diverse provenienze, diverse culture coesistono, e quindi c'è bisogno più che mai di iniziative condotte direttamente da loro. E scuole che non hanno più neanche i soldi per pagare l'assicurazione per i ragazzi dalla scuola alla ferrovia per venire a trovarci a Venezia, per cui a questo punto ci siamo noi attrezzati con il avanti, ecco, ci siamo attrezzati con un pullman, li andiamo a prendere alle scuole e dove li portiamo? Li portiamo all'imbarcadero dove c'è il nostro vaporetto e li portiamo noi, perché gli insegnanti gridano non ho i soldi, non abbiamo le risorse per attraversare la strada, non posso far attraversare la strada ai miei ragazzi. Ora, tutto questo ha come scopo quello primo, il secondo è entrare in familiarità con. Nel mondo dell'arte ha più che mai bisogno che i giovani familiarizzino, cioè entrino in confidenza, non lo considerino un mondo da loro separato, come purtroppo può essere capitato in passato quando musei storici dell'arte, come dire, l'arte è stata pur sempre vissuta come un fenomeno come un monumento che può gravare sul giovane che non ha facoltà immediata di dimestichezza. I ragazzi che vengono da noi, che toccano un violino, provano un'emozione, vi assicuro, una sensazione che loro cui non sono abituati. Toccare le cose, vedere le cose, familiarizzare con le cose, e quindi a questo punto quale procedimento migliore che non addirittura convocare ragazzi perché intrattengano altri ragazzi? E così è nato il Carnevale dei Ragazzi. Il Carnevale dei Ragazzi non è fatto da noi, sono 18 persone nostre. Ci sono tanti operatori e quest'anno ci saranno operatori anche dell'istituto. Ma una parte importante di questi giorni, di questa settimana che trascorriamo insieme nelle sale della Biennale dei Ca' Giustinian è gestita da scuole che si sono attrezzate per venire a portare a quel tavolo un loro progetto col quale intrattengono un'altra scuola, i giovani di un'altra classe di più genere, di più basso numero nel curriculum, e essi, quindi docenti, insegnanti, i nostri operatori, la scuola che offre, la scuola che riceve, si svolge così, in tutti questi giorni, si svolge un lavoro intenso di scambi nei quali ciascuno è responsabilizzato, ciascuno è condotto direttamente non è condotto alla conoscenza, sarebbe un'espressione decisamente eccessiva, ma condotto alla porta, no? Condotto all'anticamera, di un edificio che deve diventare familiare, deve diventare luogo di una normale frequentazione, non di una eccezionale, cioè, togliere dall'idea di cultura, di arte, ogni magniloquente manifestazione che possa intimorire, aiutare i giovani ad avvicinare le opere d'arte che di per sé spesse volte, appunto, non essendo condotta e sviluppata con messaggi familiari o consueti, costituisce di per sé
una provocazione, costituisce di per sé un momento di intensa presentazione di qualcosa d'altro che non è la familiare, portare all'idea che ci si deve cimentare con un mondo del quale ancora non si ha forse la percezione esatta di cosa significa, di cosa ci vogliono dire quei signori che compongono musica o realizzano opere. Tutto questo è quello che io chiamo uno stato di preallerta di fronte alla conoscenza, non so come dire, di agevolazione iniziale di fronte alla conoscenza. Estenderlo con l'istituto a materie, diciamo, argomenti di natura scientifica. E quest'anno avremo, appunto, grazie alla collaborazione dell'istituto, avremo 5 laboratori che si sommano agli altri, uno dedicati alla matematica e statistica, ai triangoli magici, ai nodi e origami, alla matematica, al divertimento al cubo, ai quanti neuroni ha, ai cervellini e cervelloni, i piccioni che secchioni. Mi spiace dover intrattenere voi con questi termini, ma questi sono quelli con i quali noi possiamo attizzare l'attenzione dei nostri ragazzi e non soltanto svolgere una funzione sociale, nel senso che qualsiasi stimolo si dia alle giovani generazioni è una guerra contro altri stimoli negativi che si ricevono in grande quantità, e quindi in questo senso svolgiamo una funzione socialmente utile in ogni caso, ma non è a questa che ci vogliamo fermare, vogliamo appunto andare oltre, dare loro i primi strumenti per affrontare quell'altro da sé che qualsiasi cultura ci pone come problema. Quell'altro dal mio familiare, quell'altro da me, sia che si tratti dell'indagare sulla natura fisica del mondo, sulle leggi che la governano, sia quella di indagare ciò che gli artisti ci vogliono dire, che pur sempre è qualcosa di fronte a me che osservo, qualcosa di altro da me. E questa è, su questo abbiamo un'equipe ormai attrezzata, abbiamo, ripeto, questa numerosissima schiera di insegnanti che lavorano con noi. È un risultato, io dico, un risultato eccezionale. Ancora una volta però devo rivolgere il mio ringraziamento agli insegnanti delle nostre scuole. Sono meravigliose creature che aspettano soltanto che qualcuno dia loro una mano, magari un po' di stipendio in più e qualche soldo per far sì che la loro scuola possa sviluppare anche quelle attività che formano in vari modi e con varie modalità rispetto alle sole attività curricolari. Grazie molto.